Amici e amiche di Mistopolini, siamo all'edizione 2012, questa è l'8ª edizione del concorso più importante di tutto il Friuli Venezia Giulia, che si avvicina al suo decennio. Vi presento subito la prima ragazza che fa l'intervista in questa 8ª edizione. Nome? Cindy Miskovic. Oh, sai già anche il tuo numero? L'1. Ovviamente il numero 1. Numero 1, un numero che magari ti può portare fortuna. Chissà, allora senti, sei così carina, sembri disegnata proprio dalla matita di un disegnatore, no? Quindi sembri proprio un fumetto, è una cosa positiva, nel senso che sei molto carina. Per favore raccontaci un po' di te, no? Fatti conoscere. Allora, ho 18 anni, vado all'IRCOP, studio per diventare dirigente di comunità. Altre informazioni, ad esempio età? 18. 18, cosa fai di bello nel tuo tempo libero? Sport? Yoga, leggo, guardo la TV, cose normali. Il tuo programma preferito? Grande Fratello, Uomini e Donne. Ho capito. Mentre lettura, qual è il libro più emozionante che hai letto? Che domanda difficile, però in realtà... Storie romantiche, ho voglia di te, cose così. Lo so. Senti, l'amore? Fidanzata. Sei fidanzata, bene, quindi lo vogliamo salutare? È qua, quindi... Ah, quindi comunque lui ti sostiene allora, quindi fa il tifo per te. Sì. Ok, è una cosa molto importante, lo dico sempre a tutti i ragazzi, di aiutare le proprie ragazze, vero? A credere, insomma, a spingervi verso i vostri sogni. Allora, benvenuta a questa 8ª edizione di Mistopolini, in bocca al lupo perché quest'anno i premi sono importantissimi, c'è una bella crociera, ovviamente tu porterai il tuo... La mamma porta in crociera. La mamma, come si chiama? Tamara. Oh, signora Tamara, è una figlia splendida. Bene, salutini e in bocca al lupo. Grazie, ciao.